Su capogruppo de Forza Italia Alessandra Zedda in Consiglio regionale ha presentato in una conferenza prosimprenta una mozione sottoscritta dai tutti sul gruppo di opposizione ed è uno scanto scussizzeri de maggioranza puru. Sa situazione di Abano ha richiesto un intervento urgente del presidente della regione a sottolineato Zedda, che a dispetto della capitalizzazione, sa gestione della società est negativa in sa relata chi in sosuttentes e chi in sa amministrazione locale, e chi in sega se sa regione pro non mentovare investimento firmoso, pagamento orman causa fornidores, crisi de su personale. Su vice capogruppo Marco Tedde annau chi sa caglione di questa situazione è stesa mancanza di su controllo analogo affidato a sos comunes e promedio de segas. Sordato sponen in pistichinzu, che a fonte de 700 milioni de creditos iscritti in bilancio, Abano ha pedito un prestito obbligazionario de 180 milioni de euro, pacane una provvigione di più di 1 milione, custu che narrare chi su bono de sos creditos non sono esigibiles. Est una battaglia de legalidade che veni da ennedda, annauso cussizzeri regionale Antonio Gaia, de sos cristianos populares socialistas, come toccata de la crompires e iandes a responsabilidades e mutindes a politica decidere a manera severa. A sa conferenza prosimprenta hanno piccao parte Attilio Dedoni de sos Riformadores, Gianluigi Rubio de UDC e Paolo Truzzu de Fratelli d'Italia, tutto concordes che in sos collegas. Su coordinamento la base dei Nuguri in una nota precisa attacca l'estesa posizione politica sua in maniera particolare per su chi pertocca s'alleanza che sono sardistas. Su movimento la base da Isanaschi da sua in su 2010 che ha battivo su dibattito pubblico regionale questioner de importo che sono diventate azienda comune. In su percorso sua ta dobbiamo meda spessone liberas che non hanno accettato posto pro garantire fidelidade, che hanno pedito dirittos e non favores, legalidade non intrallazzos, securese e non amparo, si leghete in su documento. La base sconvinta che a differenza entre diretta e manca non esistia in maniera concreta e ludava tabiesa pratica amministrativa e politica, simmai su disafio vero vitintre annoare e mantenere esas cosas che ha sempre. In medasa, piccande parte a custo desinnu, no semmusu proposto de vachere esa sintesi compartia di un progetto che essere brottau da coro civico desa realtà del locale e totusa Sardigna, una mirada che era punnau a ligare a nodu morto su presente che in su venidore. Custa, si chissà notta, e sa capia desalleanza civico-sardista che amus promuovi in su 2017 che in su Pisdaz. Accordo che aia s'obiettivo de ponne sparisi unificare sarmedas esperienze arcivicas che in su mondo de su sardismo rappresentao de su partito sardu. S'accordo inveniente de su Pisdaz che in sa lega rechidia de torrare a pessare questi seperu politicu che in parte ata traicchiu si spirito de su progetto. Una società de Terranova che traballa in su settore desarredamento pro attividades commerciales e imbarcazioni de lusso e risultata evasore totale pro anno fiscale de su 2012 a su 2016, covanda serario balanzo pro prur de 2 milioni de euro e non pacande battoschentos 33.000 euro de IVA. Alla cassare sor finanzieri de su gruppo de Terranova e de su comando provinciale de Tattari che hanno accabau sas attividades de ispezione tributaria contra sa sociedade che violande sa sprus elementare normas tributarias non compilavata sa contabilidade des attividades a maniera regolare e non presentavata per una declarazione fiscale. Sor finanzieri hanno computato tutto sos affares, ponendo pari sordator des bancas e des sos clientes. A su rappresentante legale desa ditta l'ana denunziao a sa procura desa Repubblica de Tempiu, imprusa na sinzalau a sa agenzia desas intradas sorreditor non declarauso pro lo poder recuperare. Sa Confartigianao impresa a Sardigna denunziata che su pane sardo est in pericolo pro neche sos abusivos e fa che un appello a sos comunes, pedinde purusi pro virmares illegalidade basta su marco de tutela de su pane vrisco introduiu da esa legge de settore. Su settore desa panificazione in Sardigna contata 930 impresas a chi va che ne 3.000 quintales a sadie, chente de che mizza tonnelladas a sannu. Sa Confartigianao impresa a Sardigna sottolineata che su pane este uno de sos produttos plus copiau, fattu e bendiu in buttecas in Nigheddu, in sos caminos, i sinteri de manifestazioni e festas e finzas in internet. In questo periodo, quando aumentano le cerimonias che a cresimas e coiubioso, e speius puru. Pro Confartigianao Sardigna toccata de amparare le attività de
panificazione e mezzorare s'informazione a chi è lu cussumiti e mescamente tutelare as impresas che in questo anno de crisi minimada de sos cussumoso sono resi sia andare ad innantisi mantenendo alta sa calidade. In questi ultimi anni però non de più va che so scontos che in su pane precongelao vendo in so supermercato e che in sa concorrenza de cussu chi va che ne in sardommoso e lu vendene in tottube. Si su turismo ha tornato a fa che il numero de gabbale che ha prima desa crisi, sa struttura ricettiva desa Sardigna non sono adeguata a sor bisonzor desos turistas. Sor fravicoso ana in media 30 anni e non bestia una legge urbanistica che autorizzata allo ammodernare e irmaniare. A Saterala, però, si danno as concessiones pro fravicare centros commerciales e mancari non bindapa bisonzu. Allo denunziare este Roberto Bolognese, presidente regionale de Confesercente Sardigna, che sottolineata come in Sardigna non sia possibile a facere in sasi struttura ricettiva sor mezzoroso chi peditis a legge regionale nova su presu turismo, chi invezzese non pediata cussavezza. Non semmus adeguaos a sosi standard desa clientela e su turismo nostro este de secunda e terza fascia, concluiti Bolognese. È necessario a nos adeguare su mercato internazionale, una legge urbanistica che in regola sicurese adeguadas di a dare sicurezas a chi è querit investire in sedilizia turistica in Sardegna.